Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amato Napoli sono già in massima allerta. Scontro siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile, portando informazioni dirette dai bastidores azzurri. Come sempre, il nostro impegno è tenerti un passo avanti, con tutto ciò che conta davvero per il futuro del club. Prima di immergerci in questo tema bollente, lascia il tuo like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Perché quello che arriva adesso promette di accendere discussioni forti tra i tifosi. Palla da calcio fuoco. L'atmosfera al Napoli si è fatta pesante dopo le dichiarazioni sorprendenti di Antonio Conte al termine della partita contro il Bologna. L'allenatore ha dichiarato: "Non voglio assistere alle morti. Se tutti vogliono continuare, bene. Altrimenti, sono il primo ad assumermi la responsabilità." Parole che hanno aperto spazio a dubbi, speculazioni e dibattiti sul futuro del tecnico che, fino a questo momento, era considerato la pietra angolare del progetto di Aurelio De Laurentiis. Nonostante al momento non ci siano segnali concreti di una rottura immediata, la pausa delle nazionali è diventata un momento di riflessione. Club e allenatore avranno colloqui decisivi nei prossimi giorni. Nulla indica un esonero, ma non si esclude che qualcosa possa cambiare, a seconda del clima interno, delle aspettative della dirigenza e della volontà dello stesso Conte. Ed è proprio qui che nasce la domanda che giornalisti e tifosi hanno iniziato a porsi: se Conte lasciasse, chi potrebbe prendere in mano il Napoli? Il mercato degli allenatori è pieno di nomi liberi, esperti e perfino molto conosciuti in Serie A. Tra questi, 3 ex Juventus e diversi tecnici di grande peso. Ecco il panorama. Segno di spunta contornato Fabio Pecchia. Ex giocatore ed ex assistente al Napoli, conosce l'ambiente. Ma la sua recente esperienza nella massima serie con il Parma non ha entusiasmato. Segno di spunta contornato Edin Terzic. Ha portato il Borussia Dortmund a momenti altissimi e momenti difficili, arrivando in finale di Champions e costruendo squadre competitive. Profilo interessante, giovane e moderno. Segno di spunta contornato Erik ten Hag. Nonostante il periodo turbolento al Manchester United, resta un allenatore di concetti forti, esigente e ottimo sviluppatore di talenti. Segno di spunta contornato Ange Postecoglou. Esonero lampo al Nottingham Forest, ma molto apprezzato per la filosofia offensiva e per l'eccellente lavoro al Celtic. Segno di spunta contornato Xavi Hernandez. Simbolo del calcio di possesso, campione con il Barcellona, ma uscito dal club tra critiche contrastanti. Sarebbe una scelta audace e molto stilistica. Segno di spunta contornato Stefano Pioli. Campione d'Italia con il Milan e profondo conoscitore del calcio italiano. È libero, esperto e sempre considerato per progetti importanti. Segno di spunta contornato Raffaele Palladino. Ex attaccante della Juventus e tecnico moderno. Ha fatto bene al Monza e ha avuto una recente esperienza alla Fiorentina. Giovane, ambizioso e disciplinato. Segno di spunta contornato Chiaju Motta. Uno dei più desiderati sul mercato. Ha fatto un lavoro straordinario a Genoa, Bologna e Juventus, intelligente, innovativo e altamente competitivo. Segno di spunta contornato Igor Tudor. Fresco di uscita dalla Juventus, è famoso per intensità, linea alta, aggressività e stile di gioco fisico. Segno di spunta contornato Roberto Mancini. Campione d'Europa, ex Inter, ex City, attualmente libero. Uno dei nomi più pesanti e prestigiosi disponibili. La verità è semplice: se Conte decidesse davvero di lasciare, il Napoli avrebbe una lista ampia, varia e molto competitiva di possibili sostituti, ognuno con un'identità tattica diversa. Questo mostra che il progetto potrebbe prendere direzioni molto differenti, a seconda di ciò che De Laurentiis riterrà prioritario. Ora vogliamo sapere la tua opinione, tifoso azzurro, tra questi allenatori. Chi sceglieresti se Conte lasciasse il Napoli? Chi pensi abbia il profilo ideale per guidare la squadra? Lascia il tuo commento qui sotto e partecipa a questo dibattito che promette scintille. E ovviamente, se ti è piaciuta questa analisi esclusiva, sostieni il canale con un super thanks. Cuore blu fuoco ci aiuta tantissimo a continuare a portarti le notizie più calde del nostro amato Napoli. Forza Napoli sempre!